Ciao Carlo. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Tanti ospiti questa sera, molti calciatori, perché a parte Carlo che è un ex, abbiamo anche Roberto Muzzi. Buonasera, ben ritrovato a Padova Sport. Ciao Roberto. Buonasera, buonasera. Ciao anche a Paolo Rossi, Buonasera. attaccante del Cittadella, e ben ritrovato anche a Simone Francescone, ormai veramente fa parte del mobilio qua di Padova Sport. Intanto cerca di arrivare puntuale la prossima volta, se no non ti chiamiamo più perché te la stai tirando un pochettino troppo. Arriva sempre all'ultimo momento, arriva all'ultimo momento come i VIP. Infatti, no, come ho detto parleremo di Padova e Cittadella, poi però visto che abbiamo anche Roberto Muzzi sentiremo anche le ultime, no? Si è molto parlato sul futuro di questo grande attaccante che è venuto a Padova la stagione scorsa, e quindi poi magari ci racconterai un po' di questa estenuante trattativa con la dirigenza padovana. Però come sempre partiamo dalla Serie B. La Serie B quindi dal Cittadella, sabato si è giocata la 14ª giornata. Adesso con l'aiuto della grafica andiamo un attimo a vedere il quadro completo dei risultati. Eccola qui: Avellino Brescia 1-1, Bari Ancona 2-1, il Cittadella come abbiamo detto ha pareggiato 0-0 contro l'Albino Leffe, Livorno Treviso 0-0, Modena ha battuto il Frosinone per 2-0, Piacenza Sassuolo 2-2, Salernitana Rimini 2-3, Triestina Vicenza 2-1, Ascoli Parma 0-1, Mantova Pisa 2-1. Stasera alle 20:45 c'è il derby toscano tra Empoli e Grosseto, particolarmente importante perché appunto sono due delle capoliste. Sono due delle capoliste. Andiamo nella classifica, anche comandano Grosseto, Sassuolo, Empoli, Bari con 24 punti, ma la classifica come vedete è veramente corta, le prime 10 stanno tutte nello spazio di 4 punti, mentre poi il Cittadella lo vedete a 12 punti in zona di retrocessione davanti ad Ascoli, Modena e Treviso, tre società queste ultime che hanno veramente seri problemi economici, quindi insomma non è una bella compagnia questa per il Cittadella. Carlo, qualche risultato che ti ha impressionato particolarmente in questa giornata? Ma no, di grandi sorprese diciamo non ce ne sono state, tranne la vittoria del Rimini a Salerno, perché è sempre un campo difficile quello della Salernitana, e poi registriamo l'ennesima vittoria, credo la terza o la seconda o terza consecutiva del Mantova, targato con l'arrivo di Costa Curta. Ha cambiato volto questa squadra e ha ottenuto una bella vittoria, soffrendo nei minuti finali perché era in inferiorità numerica addirittura di due uomini, però una vittoria importante che adesso mette il Mantova nella condizione di giocarsela per la promozione. Rientra nei giochi per la promozione. Allora, vediamo un attimo, ci fermiamo un attimo, un breve spot e poi sentiamo anche dai nostri ospiti un commento su questa giornata di Serie B. Immobiliare Ceoldo. Se cerchi casa, da Ceoldo c'è. www.ceoldo.com. Roberto, la classifica molto corta di Serie B con Grosseto, Sassuolo in testa, insomma fa un certo effetto vederle. Sì, fa un certo effetto, però ancora il campionato è lungo e possono venire tantissime sorprese. L'ho detto, sicuramente il Sassuolo io l'ho visto l'anno scorso giocare e credo che è una realtà, giocano molto bene a calcio e credo che possano puntare pure poi di andare in Serie A. Mentre le grandi sono un po' in ritardo, no? Anche se adesso stanno salendo. Ma è sempre così in B, però credo che alla lunga escono sempre fuori squadre che hanno la qualità. Tu l'ultimo campionato in B che hai giocato quando è stato? Col Toro. Col Torino? Sì, col Toro, e poi noi all'inizio siamo a metà classifica, poi alla fine siamo tornati su perché c'erano uomini di qualità. Nello spareggio proprio col Mantova, no? Sì. È stato uno spareggio quello col Mantova, se non sbaglio avete perso a Mantova. 4-2 e vinto in casa 3-1. Quindi è stata una grande impresa, una delle ultime apparizioni anche di Pippo Maniero, che è stato suo compagno di squadra. Che abbiamo avuto ospite qualche settimana fa. Sentiamo anche Paolo, non su Cittadella, adesso sulle altre squadre, sulle tue avversarie, poi parleremo anche della tua squadra. Cosa ti ha colpito in queste prime 14 giornate, insomma, guardando la classifica? Ma io penso che la classifica sia corta, però come ha detto Roberto, alla fine le squadre che comunque hanno i valori importanti alla lunga vengono fuori. Infatti abbiamo visto che all'inizio hanno un po' stentato le grandi a ingranare e adesso stanno risalendo tutte quante piano piano, e quindi alla fine
almeno che il Sassuolo e il Grosseto comunque tengano questo passo, comunque i vari Empoli, Livorno, Brescia, quelli lì arriveranno comunque in alto a giocarsi un posto. Parma, sì, che insomma sta riprendendo quota. Ma tu le hai affrontate quasi tutte, quella che ti ha fatto più impressione in senso positivo qual è stata? Ma diciamo che non c'è stata proprio una squadra che ci abbia messo sotto, però secondo me il Sassuolo sta mantenendo comunque il gioco che aveva l'anno scorso, che almeno anch'io ero a Monza in C1 e veramente mi avevano impressionato come giocavano, e quindi quest'anno con degli inserimenti mirati hanno migliorato ancora il loro potenziale. Sentiamo anche Simone, il nostro esperto di Serie B, oltre che di Serie C. Io guarda, se c'è una sorpresa che mi aspetto, questa si chiama Cittadella. Secondo me Cittadella non può giocare come ha giocato sabato, forse la peggior partita, cioè io e te seguiamo Cittadella da quanti anni? Io adesso non mi ricordo. Beh, adesso non esageriamo, però comunque questo signore alla mia sinistra, io ho ancora sotto gli occhi, sì. Arcidiacono e Rossi che entrarono in un Cittadella Monza di qualche anno fa, non ti ricordi quando? L'anno scorso. Un'azione sontuosa sulla destra. qualche anno fa. Ormai la memoria non è più quella di una volta. No, dicevo, un'azione sontuosa di Arcidiacono sulla destra, passaggio in mezzo, Rossi che la mette dentro e tutti lì, di sale, di fronte a questi due giovani terribili del Monza, no? Io voglio vedere che poi l'avremmo ritrovato in No, ma io voglio vedere quel Rossi, voglio vedere quel Paolo Rossi nel Cittadella. Cioè, questo però c'è una piccola differenza, vabbè, Simone, c'è una categoria di differenza. Sì, d'accordo, però il ragazzo ha i numeri per far bene anche a Cittadella, dai. Sì, ultimamente poi lo stiamo vedendo poco in campo, poi parleremo anche di questo, dopo insomma la squalifica contro il Vicenza. Sabato comunque si è ripresentato, Simone, in tutta la sua drammaticità, appunto il problema del gol del Cittadella. No, più che altro perché il salvatore della patria, tra virgolette, tanto, io lo devo dire, il nostro caro amico Marchetti dice che Bonvissuto è un attaccante che dovrebbe fare la differenza. Ci dispiace dirlo, purtroppo anche lui ha sbagliato un gol fatto contro l'Albino Leffe. Sarebbero stati 2 punti che vi avrebbero permesso di lasciare alle spalle qualche pericolante, qualche antagonista per la salvezza. Però anche Paolo Rossi, ragazzi, a prescindere dal nome che porta, può fare molto di più, giusto, sì. Paolo? Anche se appunto attaccarsi a Bonvissuto come salvatore della patria mi sembra. Ma secondo me anche Bonvissuto, in base a quello che mi ha riferito Stefano Marchetti, perché onestamente sono, tra virgolette, ignorante in materia, non lo conosco molto bene, Marchetti ha detto che è un ottimo giocatore che può dare molto e purtroppo anche lui ha avuto la grande occasione e non l'ha sfruttata. Speriamo che il Cittadella abbia un'inversione di tendenza dal 29 di novembre, quando tornerà finalmente. Sì, speriamo che coincida con il ritorno nella sua tana, quando tornerà certo, nella sua sicuramente. No, più che altro Carlo, tu che hai seguito Cittadella anche l'anno scorso, è strano perché l'anno scorso era una squadra che aveva veramente nel DNA la capacità di andare in rete, di segnare, ha fatto molti gol. Quest'anno invece è l'attacco peggiore della Serie B. Insomma, la squadra non è cambiata così tanto, l'intelaiatura era quella, quindi strano, no? Un po' ha influito il salto di il salto comunque di categoria è stato pagato, poi non sottovaluterei anche il fatto di non giocare mai in casa, che insomma in un terreno tra l'altro molto brutto come quello del Tenni, devo dire che una squadra abituata a giocare a calcio come il Cittadella magari ha fatto un po' più fatica, e poi aggiungerei il fatto che è stata una squadra costruita comunque con Ganci e Bonvissuto, sono arrivati un po' in ritardo, quindi meccanismi che non si sono oliati bene. Io condivido quello, ma non perché qui, lo sai, l'ho detto dal primo momento, che poi tra l'altro ho avuto anche la fortuna di vederlo proprio all'opera, perché Paolo Rossi è venuto a giocare in una delle 3 giornate che aveva di squalifica, ma al di là del fatto di averlo visto personalmente, già mi aveva fatto un'ottima impressione l'anno scorso, un giocatore che ha delle qualità di velocità, di tecnica, di rapidità che in Serie B non può non fare bene, quindi io sono convinto che molti di questi giocatori che ha in organico il Cittadella saranno determinanti per la risalita di questa squadra, perché poi ci sono anche altri giovani molto interessanti che avranno sicuramente il loro spazio. Io resto anch'io abbastanza fiducioso perché mi pare che non abbia ancora espresso completamente il proprio potenziale, però è una squadra che non è mai stata, mi pare anche di poter dire, non è stata particolarmente fortunata, perché non è mai stata messa sotto da un avversario, e qui vedo delle squadre che sono prime in classifica e che